È un programma in collaborazione con Can you meet me halfway? Meet me halfway. Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out. Night and day, took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. Per i tuoi momenti più romantici sull'isola di Capri, scegli uno dei templi della gastronomia del Capri Gourmet. Siamo a bordo della Sinfonia, una delle tante navi da crociera della MSC in navigazione per la seconda edizione della Crociera della Musica Napoletana e stiamo per approdare a Livorno, da dove partiremo per un'escursione nella vicina Firenze. Napoli TV! Anche quest'anno la Crociera della Musica Napoletana si annuncia ricca di sorprese. Il tour inizia da Firenze e i croceristi si perdono fra le meraviglie che questa straordinaria città offre ai suoi visitatori. La visita inizia dalla piazza che conserva l'edificio monumentale simbolo della cittadina, una delle più belle e grandi cattedrali d'Europa, Santa Maria del Fiore, dominata dalla mole del Duomo e degli edifici correlati, come il campanile di Giotto, interamente rivestito da marmi policromi bianchi, verdi e rosati e decorato da numerose sculture, e il battistero, dedicato a San Giovanni, il patrono della città. Da qui si raggiunge la vicina e animata Piazza della Signoria, cuore della città e meta più ambita di tutti i suoi visitatori. Vero e proprio museo a cielo aperto, che ospita le copie degli artisti che hanno fatto il Rinascimento italiano, in cui primeggia a guardiano del Palazzo Vecchio una copia del David di Michelangelo. Ci si inoltra attraversando la Galleria degli Uffizi, pullulante di mimi che personificano le personalità più rappresentative della cultura toscana, fino a raggiungere uno dei punti più panoramici, il fiume Arno, dominato dal Ponte Vecchio, visibile in lontananza. Le meraviglie regalateci dalla città di Firenze sono solo alcune delle tante sorprese che ci riserva la Crociera della Musica Napoletana, ma le più entusiasmanti ci aspettano sulla nave. Tutte le sere, infatti, a bordo si susseguono tutta una serie di eventi che hanno dato appunto il nome alla Crociera della Musica Napoletana. Si alterneranno sul palco del teatro le voci più belle della canzone partenopea, veri e propri ambasciatori della cultura musicale nel mondo. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda edizione della Crociera della Musica Napoletana. Che cos'è la Crociera della Musica Napoletana? In realtà è un evento che serve a magnificare e a rivalutare la nostra grande tradizione musicale. Siamo eredi di un grande patrimonio paesaggistico, artistico e musicale e quindi è giusto che questo patrimonio venga rivalutato e portato in giro per il mondo. Fino ad ora la canzone napoletana, a nostro avviso,
è diventata solo un fenomeno regionale, senza eventi che la portino in giro per il mondo e la facciano conoscere alle altre generazioni. Noi ci siamo presi questo impegno da 2 anni e pertanto oggi parte la seconda crociera della musica napoletana con 3 grandi artisti. Stasera abbiamo la prima grande artista di questa seconda edizione e passo subito a presentarvela, è la magnifica signora Monica Sarnelli. Io ho cominciato a 4 anni perché ho avuto la fortuna di capitare in un quartiere dove non sono nata, io sono nata a Santa Chiara, proprio nel centro di Napoli, poi i miei genitori si sono trasferiti con gli Aminei e lì c'era questa parrocchia dove, appunto dicevo, ho avuto la fortuna di incontrare questi preti che, devo dire, che quando ci si mettono e fanno qualcosa per i giovani poi ci riescono. E quindi loro organizzavano manifestazioni per i bambini e siccome io cantavo sempre a casa ed ero una di quelle che addirittura cantava in classe, cioè quando c'era la canzoncina da imparare io ero quella che insomma si alzava e faceva il mio, come dire, la mia bella figura perché imparavo tutte le parole presto e così facevo vedere anche ai miei compagni di classe come andava interpretata e come no, interpretata no, insomma, perché ero una bambina, però. E così ho cominciato a cantare proprio da piccola, a 4 anni, questa manifestazione e così da allora io ho sempre cantato, stavo sempre davanti al televisore, imitavo Raffaella Carrà, Mina ed erano i miei idoli, insomma, per cui tutti mi conoscevano come la cantante, che ne so, nel mio palazzo, nel mio quartiere. E poi l'evoluzione l'ho avuta, insomma, quando poi a 12 anni ho voluto cominciare ad imparare il pianoforte, ho studiato un po' di pianoforte, mi ho studiato il solfeggio e poi lì ho cominciato a scrivere canzoni, mi sono anche iscritta alla SIAE come autrice di canzoni, anche se insomma non è che ho scritto questi grandi successi, però ci ho provato. E ho partecipato ad un concorso dove lì insomma ho avuto l'opportunità di conoscere un grandissimo produttore, insomma pace all'anima sua, adesso non c'è più, che è Mario Acquarone, e che lì insomma ho avuto l'opportunità di conoscere Andrea Lovecchio che mi ha scritto le prime canzoni, le abbiamo scritte insieme e lui a 4 mani. Parole